parco, che sia un albero, uno scoiattolo o un bambino che gioca, c'è sempre qualcosa che merita di essere guardato. Buonasera Carlo. Ciao bellissima, bentornata nel parco della Villa Imperiale di Galliera Veneta, in questo splendido parco dove la meraviglia della natura sfoggia le sue essenziali. Guardate che laghetto, guardate, siamo andati in giro per questi 6 ettari e mezzo di parco, esclusivo parco, perché poi abbiamo i terreni dall'altra parte, Sì. Però è da rivoltarsi gli occhi, la bellezza della natura, osservare la natura. Ogni sguardo è un quadro, tutti i giri vedi un quadro, quindi la meraviglia. Venite a trovarci perché è meraviglioso. Il parco di Galliera Veneta è sempre aperto e libero a tutti quanti. Ed eccomi a Galliera Veneta con il nostro sindaco Italo Perfetti. Buongiorno Italo. Buongiorno a te Ida. 20 anni, un compleanno importante per la festa di primavera. Ci vuole dare, sindaco, qualche numero su questo evento importante? Sì, all'interno del nostro parco ci sono 70 artigiani. Ma la festa è partita ancora questa mattina con cosa? Ci dia il programma. Allora, questa mattina sono partiti i Fanti d'Arresto, che è la sua 7ª manifestazione dei Fanti d'Arresto, assieme con altre associazioni dell'area. Quindi c'è stato un passaggio anche di aerei che hanno fatto il tricolore, una cosa veramente emozionante, ci emoziona sempre il tricolore, specialmente in un momento delicato e terribile come quello che è stato. Ed eccomi col vicepresidente dell'associazione Fanti d'Arresto. Questa mattina avete aperto voi questa manifestazione? Sì, questa mattina abbiamo aperto noi con la cerimonia, con la 7ª cerimonia del Fante d'Arresto qui a Galliera Veneta. C'è stata varia partecipazione dei vari fanti, delle varie associazioni qui vicine, anche alpini, bersaglieri, hanno contribuito alla partecipazione della festa. Siamo rimasti molto contenti. Nel nostro viaggio attraverso la festa e attraverso la villa ci fermiamo in primis qui, stiamo preparando per un concerto, vero sindaco? Sì, la fanfara di Bersaglieri. Quindi partono questa sera alle 6 con un alzabandiera importante. Sì, sul monumento dei caduti della piazza. Certo, poi arriveranno qua e qui ci sarà un grande concerto che noi faremo assaporare anche ai nostri telespettatori. Ma entriamo nel vivo della festa, andiamo. Sì. La vostra fanfara Achille Formis, sì, la più vecchia d'Italia, a questo è proprio vanto. la più longeva d'Italia e fra 2 anni praticamente fa 100 anni, è del 1923. Le volevo fare anche un'altra domanda per il nostro pubblico da casa. Quando è nata la fanfara dei Bersaglieri? Il 18 giugno del 1836. Quindi? Ha 175 anni. Ed eccomi con Urbano Bortolazzo. Buonasera signor Urbano, Buonasera. lei è proprio gallierano, doc, si può dire, nato bersagliere, e la sua qualifica è responsabile staffetta Cremisi, vero? Le tappe vicentine della staffetta Cremisi per conto del presidente regionale. Esatto, che cos'è una staffetta Cremisi? La staffetta Cremisi è abbiamo la NB nazionale, diciamo, le 3 regioni, la regione Veneto, la regione Trentino Alto Adige e la regione Friuli Venezia Giulia hanno organizzato questa staffetta che andrà a toccare tutti quei posti dove sono state esumate le salme del Minipino. Signor Urbano, cosa vuol dire essere un bersagliere, ma soprattutto cosa vuol dire sentirsi un bersagliere? Un bersagliere bisogna essere unici, si nasce bersagliere, non si diventa, non si può fare domanda per andare a fare il bersagliere, devi essere sempre. È una cosa che ti senti dentro, diciamo che è una missione. Sì, è proprio una missione. È proprio è la sua in modo particolare. Beh, in qualche maniera sì. In questa giornata
giornata di festa, ospiti di Galliera la fanfara dei bersaglieri. Perché? Il motivo è semplice, perché la nostra idea era quella di ripartire anche molto velocemente, e quindi ripartiamo con chi la corsa ce l'ha nel sangue. Il significato di questo parco per Galliera durante il periodo della pandemia? Ve lo dico in termine marinaresco, ancora di salvataggio, veramente. Perché qui la gente è venuta a respirare, qui la gente trova la pace interiore, c'è un ambiente che ha 1000 scorci, e quindi in un periodo in cui la respirazione e il contagio con il virus, qui c'è la possibilità di viaggiare in sicurezza. Artisti e artigiani provenienti da diverse zone espongono le loro creazioni. L'evento mette in risalto l'opera e la maestria degli artigiani in un'atmosfera colorata e festosa, portando l'esposizione all'aria aperta, dando così spazio ad un vero e proprio universo di proposte creative. Ed eccoci con l'organizzatrice di questa giornata, la signora Luciana Carta di 100 Passioni. Buonasera signora. Buonasera. Da dove è nata questa idea e l'impegno per fare una manifestazione così? Allora, l'idea è nata dall'attenzione per quello che si fa, con le mani e appunto con la passione. 100 Passioni nasce per creare una opportunità per i creativi, gli artisti, gli operatori dell'ingegno di mettersi in gioco, ma soprattutto di mettere in mostra tutto quello che è il loro saper fare. E questo crea davvero un universo di idee, di fantasia che si può cogliere soltanto passeggiando tra queste bancarelle. E allora andiamo a passeggiare, andiamo a cogliere proprio la fantasia di questi artisti. Gianluca, qui abbiamo delle chitarre particolari, non sono a 6 corde come una chitarra normale, ma hanno solamente 4, 3 o 5 corde. Ma vediamo come si suonano. Il suono comunque è molto bello. Sono particolari anche perché sono fatte con dei materiali di riciclo. Questa è una latta di olio, 5 litri. E lì abbiamo scatole di vino. Altre scatole di vino, scatole di io questa me la caramelle. ricordo. Questa era una scatola di cioccolatini. Sì. E qua cosa abbiamo? Racchette da tennis? Lì hai racchette da tennis, hai tavole da skate, un fusto di birra. Certo. Si può dire che sono chitarre effettivamente a tutti gli effetti? A tutti gli effetti. E qui abbiamo delle creazioni che sono degli abbinamenti tra le lampade e i terrari. Ma cosa sono i terrari? Allora, i terrari sono praticamente dei microclimi, microambienti praticamente che possono essere fatti sia aperti, come possiamo vedere, o altrimenti, come vediamo qua, possono essere anche chiusi. E all'interno ci sono delle piante, tutte piante vere, che creano un microsistema, diciamo, o a prescindere comunque un ambiente dei minimi movimenti, assolutamente artigianali al 100%. Abbiamo dei pezzi unici e abbiamo comunque anche delle composizioni tra lampade e terrari, appunto. Bellissimo. Di design. Ecco. Le idee non mancano. Mai. Grazie mille. E qui abbiamo dei lavori di artigianato, posso dire mani d'oro qui? Sì, abbastanza. Sono tutte bambole, lampade meravigliose. Con che materiali vengono fatte? Tessuto, panolenci, feltro. Quanto tempo ci vuole per fare una creazione di questo tipo? Beh, una bambolina del genere ci vuole minimo 3 giorni. Massimo della fantasia e della creatività. Questi sono vasi di terracotta, certo, dipinti lavorati a mano. Allora, sono tutti vasi separati. Sì. Parto dalla pittura degli occhi, dopo vengono incollati, messo il pizzo arricciato, cucito e tutto il resto, e verniciati. Cosa si fa con questi vasi? Non sono solo dei soprammobili? No, centro tavola di solito. E piccoli dei fiori. Sì, uno ci mette a fantasia propria. A Galliera non può mancare la creazione di moda dell'anno. Buonasera. Buonasera. Qui abbiamo tutta una serie di borse naturalmente rigorosamente fatte a mano. Sono tutti tessuti d'arredo che vengono usati, le manici è completamente in cuoio, un cuoio italiano, non c'è niente di cineseria, non c'è niente, è tutto artigianale italiano. Portato. È una borsa non strutturata, è una borsa che può usare qualsiasi donna tutto l'anno, o una borsa che si può anche lavare. E qui abbiamo un altro tipo di opera di artigianato, di cosa si tratta? Si tratta di mandala,
che è nato in India. Mandala significa cerchio, dove i monaci tibetani buttavano fuori attraverso i colori le loro emozioni, che però andavano poi distrutti, perché nella loro filosofia di vita quello era passato, erano emozioni che loro provavano in quel momento, non c'erano più, e ricominciavano a farne un altro, che poi si può andare a adattare a tantissimi oggetti, a dei portacandele, a dei cuori, a delle calamite, a dei mobili, tutti a mano. Ogni puntino viene fatto uno alla volta. È un lavoro di pazienza, ma il tempo passa veloce e ci piace. Quest'anno la festa di primavera, Carlo, è stata modificata a causa della pandemia, ma mi sembra sia stata migliorata. Esattamente, guarda, è stata una giornata intensa di emozioni, perché siamo stati da questa mattina presto alle 5 mi sono alzato, abbiamo lavorato con i miei collaboratori, naturalmente devo ringraziare tutti i collaboratori della Proloco, perché continuamente abbiamo dato tanto. Adesso stiamo per finire la giornata, però senti anche la musica che abbiamo dall'altra parte, abbiamo i bersaglieri, quindi siamo orgogliosi, riuscitissima, e spero tanto che l'anno prossimo continueremo con questa manifestazione. Allora adesso, Carlo, noi facciamo il nostro giro in questo parco meraviglioso e poi io sento i bersaglieri che stanno suonando. Andiamo a sentirli. Andiamo, Carlo. Ok.